Sempre più difficile trovare una casa, il costo della vita che continua a crescere, il fenomeno ormai diffuso del lavoro povero e così per la Marca trevigiana è crisi di fascino per gli stranieri. Questo territorio è sempre meno attrattivo e il numero dei residenti stranieri cala continuamente. Lo dice il 19° rapporto sulla presenza di stranieri presentato dalla Caritas. Quella che era la prima provincia del Veneto per numero di stranieri residenti ora è scivolata al 3° posto, dopo Verona e Padova. I dati Istat, che si riferiscono al 2023, parlano di 89.366 stranieri nella Marca, il 3% in meno rispetto a 2 anni prima. Rispetto alla necessità di presenza dal punto di vista di forza lavoro, ma non soltanto di forza lavoro, anche di dinamica sociale e demografica, rischiamo di avere un problema e si manifesterà nel prossimo futuro anche come difficoltà di sostenere il sistema sociale e produttivo del nostro territorio, quindi il bene comune di tutti. I paesi rappresentati sono 150, i principali Romania, Cina e Marocco. Quanto alla scuola, gli alunni stranieri sono quasi 18.000, in crescita, e il 14% del totale. Di questi, il 71% sono nati in Italia. I nuovi nati per quanto riguarda la popolazione straniera sono meno di 1.000 riguardo a tutto l'anno 2023, quindi è la popolazione straniera quella che tiene alto, diciamo, la quota dei nuovi nati ed è ascrivibile totalmente alla popolazione italiana, invece diciamo il degiovanimento della popolazione. Una provincia complessivamente meno attrattiva per gli stranieri, dunque, che sempre più numerosi aspirano a lasciare l'Italia. Un calo che si ripercuote sulla natalità, sulla popolazione scolastica e sul mercato del lavoro.